E qua sapete a stora qui, non t'avia stella è l'ora di giocare. E l'ora d'imparare? Per chi è l'ora? Di Sabianton. Allora giochiamo insieme. Saluti a tutti e buonasera, ringraziamovi con noi, non t'avia stella, è tempo di giocare insieme ai Sabiantoni. Accogliamo le nostre squadre di stasera, una squadra che conosciamo, voltata stasera, la squadra di Sartori, anche Barbara, Lisa Maria e Paolo Antoni, salute. Buonasera, lo fa. Barbara, Lisa Maria, due parole non ti Sartori. Beh, i Sartori è una squadra, infatti, in giro a mezz'ora che Cugidor, dopo aveva poi 4 anni, a poco preso. E noi siamo a Zureda e l'amico che passa su stena. Quanto hai di Lisa Maria? 17. 17. Yeah, E dopo i 4 anni di già, eh? E dopo i 2 anni mi sembra che ti hai creata la vostra marca. Yeah. E se vuoi va, eh? Bravo, volete sciacamana, c'è la gioventù che lavora e chi fa creazioni in Corsica, brava. Giudetti stasera contro una squadra d'amici, anculemo Bastia. L'amico di Ueccio Portoli, Bastia, Sauveur, Ludo, Jean-Louis, salute. Salute. Sauveur, tutto è detto, l'amico di Ueccio Portoli, Bastia. Ah, nemico nassoggio, siamo 3 amici, facevo i 40 anni, siamo amici e siamo stati alle guardie quando ci porti di Bastia. Allora abbiamo fatto una squadra per passare un bel momento e sta insieme, torna una urta. E se ti fa la tina e a giocare i nostri studio, così giocate appena con noi ai Sabiantoni. E dopo pagarata. E gioca. Allora, siamo contenti di ricevervi e poi io voglio salutare a me Sapientona. A me Patrizia, che cega. Buonasera, saluto a tutti. Allora, giochiamo a raffica. Per cominciare, per giocare a raffica è semplice, mettete mano non tu fondo, ascoltate la domanda, rispondete il più presto possibile. Prima domanda per 20 punti. Chi spia si trova in dei film? Skyfall, GoldenEye, Demain ne meurt jamais, parliamo di... James Bond 007. Bond, James Bond. Risposta buona. Chi è un nome di un forte d'Aleria che ha sede di un museo Jerome Carcopino? Come si chiama un forte d'Aleria? C'è anche un museo Jerome Carcopino. Chi è? Andiamo all'Alia, no? All'Alia. Non dire un nome romano di Aleria, ma un luogo si chiama le Fort Matra, o Forte Matra. E un forte Matra per di un forte genuese costruito nel XIV e dopo è stato acquistato da Budente, la famiglia Budente di Madra. E dunque questo forte è diventato un monumento storico in 1962. In 1963 ad aggrutta scavi archeologici e solo in 1978 che lo diventa un museo d'Aleria che non conosciamo. Datemi un nome di questa famiglia di televisione. È composta da Morticia, Zio Esther, c'è anche un cucino, un machin. La famiglia Adams. Risposta buona. Un'altra domanda, chi era un nome di Jean-Paul de Rocasera, un maire di Burtietio da 1950 al 1997? Come chiamavano? Le renard argenté. A volpe inargentata, le renard argenté, risposta a voi. Rocasera, che ha avuto un regno di Gerardo di 47 anni. Il est tout. Guinness Book des Records. E 47 anni quantunque. L'ultima domanda di Sarafica. Un nome di questa città francese conosciuta per la fabbricazione dell'ammandolata o durone, le nougat.
Montélimar. Montélimar, capitale du Nougat. Risposta 1. E famoso Berbiaghi Lubè, o presidente, Emile Lubè. Quando lui andava in spiazzamento, rialava tutte queste coronate, sa mandulata, che è diventata assai popolare e dappertutto, mica solo in Francia. Da un mondo usano, si può dire, si può dire. Bon, tu hai 40 punti comunque, ma in Bastiglia ti hanno 40 punti di no. Allora, passiamo a Variavia. Giochiamo la nostra Variavia, una domanda a 3 possibilità di rispondere, sapete, a dico tutte le sere, e ora cominciamo, posto che c'è la parità, con quelli che sono sotto le colori turchine, michi bastiaci, ma i cutulesi. E cominciamo anche voi, passa la prima domanda. Chi è un nome corso di Savorca, di legno, per più attraenti e adoperata per spullare in ladia durante le riviere? Si chiama Savorca l'Aradu, a Balmula o a Droula? Aradu, Palma, Droula. Che sono 3 proposte? Eh beh, allora, di una vorca. E come si chiama? Si chiama l'Aradu, si chiama a Balmula o si chiama a Droula? Une fourche en bois à 3 dents. Elle permet de répandre le grain sur l'air, sur l'aria. Droula. Chi mi dite? È troppo. No, non giocate mica a Mora, giochiamo a Variavia. Dunque mi dite? A propone. A terza, dimmi. A Troula. A Troula. È 3, un la zogo. Ma dirà seconda a Palma. Sapete che a Droula? No. A Droula dipende da mangiare i borci. Ah, beh. Che c'est loge in francese. Ma non sappiamo mica ha giù detto pa 3. E la Radu? E la Radu è per Laura. Di quello che entra in terra per Laura. Eh ben, c'est n'importe La quoi. charrue. La charrue. Et vous avez mis la charrue avant les bœufs, voilà. C'est pour ça que vous avez fait un point. Ils ont mis la charrue avant la trombe. Aussi. In che film si presente questa replica? Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Tra. Alors, touche pas au Grisby, le Pacha, les tontons flingueurs. Qui me dit? Tu peux répondre. Les tontons flingueurs. Façon puzzle. Façon puzzle, éparpillé en train de Paris qu'on va le retrouver. Bah, risposta una, ben intesa. È un film che riunia le budanze di un cinema degli anni 60. Dino Ventura. Blanche. Jean Lefebvre. Guarda il bon. Eccetera. Tocca a noi. Che città francese si chiamava Aquae Sextiae sotto l'impero romano? Allora, dire Arles è Chisi in Provenza o Nîmes? Aquae Sextiae. No, non c'è mica ovunque. Nîmes. Nîmes. Sei sicuro? Non avete mica abbastanza riflettuto tutto perché no. Aquae. Aquae Chisi. Chisi. Aix-en-Provence. Ah là là. Perché chi per via che c'era l'acqua, E- c'erano fonti. Ecco, bon, avete regalato 20 punti. Tocca a noi per l'ultima domanda di Variavia. A quale Carlo Magno ha regalato a Corsica in 774? Allora, la rialada a Ubaba all'imperatore bizantino o allora a Agida di Pisa? O principio di Aghistione, che dire, la 2050. A quale Carlo Magno ha regalato a Corsica in 774? Ha fatto un bello regalo, ma a quale? Mudabroa ad Arza Probosta. A città di Pisa. Che dirà una certa logica, ma l'ha regalata a Ubaba. E per via che uomo di Carlo Magno Pépin le Bref. La lui ha già promessa a Corsica Ubaba. Perché a Chiesa sostiene di noi il regno. Dunque, Carlo Magno ha tenuto a promessa a uomo e è cominciata questa storia tra Corsica e
I baba, bostughi, averdia babale, di da qui, che la da SMS in piazza. Un regalo di Carlomagno. Ecco. Allora, bon, avete 20 punti, ma siete in testa, ancora 80 punti, bravi. Giochiamo a trappola. Allora, ancora a trappola da chi pigliassi 60 punti, ancora una risposta buona e un sbaglio dell'altra squadra, potete pigliare segna 60 punti e non comincia con qui Sartori, passa trappola. Allora, è una trappola ancora ritratto. Ci vuole ritrovare chi è su Castello. Siete mai esortiti di Bastiglia? No, dove tu Vabbè. Allora, chi Castello è? C'est in Corsica. Ah, no. Si sa mai. C'est jamais. Si da mai, ci sono certe città del mondo che si chiamano di Corsica, Corsicana. Irlanda. Allora, una proposta, se la avete, Sappiamo mica un da boa Centuri, ma... Centuri. Chi certo mi hanno detto, no, dietro semplice, è conosciuto Castello Colonna Cesari di Quenza. È stato costruito nel 1933 ed è una coppia di un palazzo del Podestato in Fiorenza. Bella coppia quantunque. Su Tanacci conoscono di più che su Branacci, su Castello B. Non ci rendiamo mica conto, perché per noi è talmente naturale che ci diamo che tutta la corsa la conosci. È capita. Te. Ma guarda. Allez. La réponse du berger à la bergère. Se le naturale. Chi Castello è? Se lui è naturale. Chi è su cosa? Non è mica un coso, di un castello. Bon, c'è scritto village de Corse. Voilà. Ah, c'est in Corsica. C'est en Écosse, hein. Non. On nous la fait pas. Siete esortiti di Guttoli. Ma ci vuole dire. A Penuccia. Vous allez voir. Cosa vuole? Aspetti, per le matricolazioni di Vitturi si può capire, no? No, l'avete mica. Fa tu proposizione. Ah, ma se non perdiamo punti. No, non vi cacciamo un'onda. Non facciamo. Che pensi? Isola Rossa, pensi? Allez, A Isola Rossa. a Isola Rosa. No. Diero Castello di Tuda, in un meta di Tuda. Ah, beh, c'est E voilà. Era un visto perché c'è un mare da reto. Allora, infatti, dirà il conte Sebastiani della Porta, ha comprato 2 case, ha fatto una torre a mezzo e poi dopo è diventato un castello a castello. E anche, come lo si dice, classé à l'inventaire des monuments historiques per piacere. Bon, allora, avete 40 punti, quantunque, ma sono sempre in testa con 100 punti. Bravo. E allora, continuiamo giocando a Sciapacapo. Giochiamo a Sciapacapo. Ci vuole a ritrovare una personalità conosciuta, ben inteso, anche 4 indizi. Al primo indizio pigliate 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Cominciamo con il primo indizio per ritrovare sa personalità, Patrizia. Allora, sono nato in Oxford l'8 gennaio di 1942, 300 anni giusto dopo la morte di Galileo. Tutti e due, tra noi, avevamo un altro punto comune, guardiamo le stelle. Oxford è inglese. Non pas Copernic. Galileo. E di una personalità corsa? O mica. O mica. È nato in Oxford. 1900. No, In 1942. Che ci dico? A quelli pensi? Allora, un altro indizio per 50 punti. Va. Ha una malattia terribile, ma il mio cervello è uno dei più tremendi in un mondo sano. I tavoli neri mi facciano mica paura. Oh, Je sais. J'adore ce film.
Hawkins. Ma propone, Stephen Hawkins. Perché Stephen Hawkins? Perché e poi perché il futuro. Je l'avais pas. Lisa Marie, Giello, Stephen Hawking, Giello. Ciao. Tutti i casi è proprio di conoscere un personaggio così importante perché chi è un tercano dell'astrofisica e dunque è malato disgraziosamente ciò che ce la sapete che gli è giunto in Corsica a fare la prima conferenza in Francia che l'ha fatto è stata a Lazareo Landini in 2007 dunque a stare a Guico a Corsica è giunto qui e certi hanno bussato sentelo e sente la sua conferenza a Nanta tutte le conoscenze d'astrofisiziano che di quantunque uno di a ricerca ha più pensato che il bossi è un mondo di ricerca. Non era Michele che ha previsto che l'umanità ci vuole cercare un altro pianeta. Fece previsioni assai pessimiste, dice radio, perché chi è lo pensa che un giorno giurerà che noi verremo a colonizzare a Marte per poi campare perché a terra un altro pianeta. Infine, un corso cervello e ti hai preso un'epoca di punti. 110 punti. E qual è che ha vinto un cu 130 punti? Laurent Vitali, no? I Sartori. Annuncialo dunque. Allora, questa gatta ci qui la nostra squadra di Basti ha avuto 110 punti con tu, Cioccia Camanà. I Sartori. Ma i nostri attentoni di stasera sono i Sartori con 130 punti. E ora? Regali per tutti. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Arrivederci. I nostri sabientoni di stasera, i Sartori e bella partita con cui l'amico di Ueccio Porto di Bastiglia. Voglio ringraziare due belle squadre ben intese, mi rimpiazzante a Palantoia a sua squadra e il pubblico cutulese a maggior parte stasera. Ringrazio di nuovo a mia Patrizia. Da qui una stundetta l'informazione non ti via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao.